Aperta un'indagine sul pomeriggio di fuoco sotto la collina della Valle dei Templi. Sembra quasi certa la natura dolosa del rogo. Quello che rimane attorno all'area archeologica è una distesa completamente incenerita. Solo il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco dall'alto della collina ha evitato alle fiamme di arrivare a contatto con il Tempio della Concordia e le conseguenze sono state limitate alla campagna e ad alcuni casolari. Fiamme e fumo per oltre 6 ore hanno tenuto in apprensione i vertici del Parco archeologico di Agrigento, operatori commerciali e turistici. Decine e decine di turisti, gli abitanti delle vicine residenze a ridosso della strada statale 640 e in pratica tutta la città. Sulle indagini condotte dalla Polizia di Stato, la speranza è riposta in qualcuno che in forma anonima possa farsi avanti, dare un contributo concreto. In mancanza di testimonianze o di altri elementi utili, fare piena luce sulla vicenda non sarà una cosa semplice. Il fuoco ha cancellato infatti ogni possibile traccia, l'ipotesi privilegiata resta quella della mano criminale di uno o più piromani, entrati in azione in maniera scientifica, appiccando il fuoco sull'erba secca, verosimilmente in più punti. In mancanza di certezze, comunque, non vengono tralasciate altre piste come quella di una sigaretta ancora accesa, gettata in mezzo alla vegetazione, o ancora un qualcosa che a contatto con il calore per le altissime temperature ha scatenato un inferno di fuoco.